No, I'm not a writer. Eccoci qua nell'area camper, guarda, abbiamo guarda, vista a cena, eccolo qua bellissimo. Mi vieni? Aspetta che c'è un Bau, bisogna allontanarsi. Mentre là c'è il suo amico Bau, perché là c'è un tu, vedi, ci sei il tu. Giocattolino nuovo, adesso fra un mese. Biondino? No, sono io. Cosa c'è? No, aspetta che dopo l'altra. Wow. Wow, dove abitiamo oggi, guarda, arriva al lago proprio. Wow, la luna fuori casa. Occupato. Siamo spersi qua in mezzo alle case della gente. Dove mi porti? Sì, ma ieri sera era stanca, quella là. Adesso quella col becco nero fa i discorsi. Oh no, ok. Ma non gli fa niente alle oche, il cane è pericoloso. Ah, il gatto sì. Ciao Oco, eccolo là. Vieni qua amico, che quello nero è simpatico. No, troppo guarda, figo. Senti qua sto cazzo questo di cane pericoloso. antigatto. Antigatto. Di torrentino dove c'erano i pesci che poteva prenderli facilmente, non ho mica preso neanche uno. Ero cane? No, siamo cani un po' così. Sì, che mi piacciono le cose del muschio, hai ragione.
Stupendo ragazzo, bellissima, molto bella, complimenti. Finirai sul calendario di ottobre. Sì, non ho messo lo zoom, cioè non ho quello, l'altro. Gioia mia, mio sorriso e mia spensieratezza. Ti ricordo che io ho la zavorra. Sì, adesso uso quella come scusa. Sì, eh? No, la zavorra nel senso che mi piomba, no? Cazzo, mi ha riabbandonato per l'ennesima volta. Ah, ma io vedo la coda di cane pericoloso. È lì, pensa di farmi lo scherzetto. Guarda là la coda di cane pericoloso. E invece? Ho visto la coda di cane pericoloso. No, sto facendo il video delle cose wild. Non è vero, c'è un buco con la neve. Vabbè, però c'è il buco con la neve. Ha girato nel ponticello, vai, così io prendo tempo. Perché cazzo mi semina di continuo sta qua. E io devo fare le foto del wild, delle cose artistiche, no? Vedi? E adesso torna indietro. Sono un po' bastardo, no? Devo difendermi. La mia muscolatura, il mio livello di acido lattico. Di qua. Così ho preso tempo. Cioè, mi hai paura del ponte della morte? Ponte della morte, mi. Cara. La cacca, No. Guarda, Amy. Non glielo dai? Dai, dagli il pacchetto. Ti vuoi che li raduna un po'? No, ho fatto la cosa dell'arte qua. Se vuoi ti vedo di ammucchiarti già un po'. Sono sassi un po' così questi. Allora, praticamente abbiamo telefonato. Chi abbiamo telefonato? Vabbè, abbiamo telefonato a qualcuno. Abbiamo telefonato a qualcuno, un numero che abbiamo trovato, per chiedere per la strada vecchia, no? Che dovrebbe essere un sentiero molto bello nel wild da percorrere, e solo che ci dicono apriranno tipo a Pasqua, ma non sanno neanche loro. Questo perché devono eseguire degli interventi di sicurezza, sistemare, mettere a posto e tutto quanto, e dopo, quando è tutto diciamo a norma, sicuro, perché è una strada un po' particolare, no? E allora lì aprono al pubblico. Comunque hanno detto lo metteremo nel sito e via discorrendo. Quindi ci si rivede a Pasqua a Coloveto, dai, si è rimasti d'accordo così. Per le cose del wild io.